rieccoci insieme, cari telespettatori. Purtroppo tra le tante cose con cui dobbiamo fare i conti, tra virgolette, c'è anche, non da ultimo anzi, tra i primi posti, la grande preoccupazione per il posto di lavoro. Un altro momento, neanche avevamo in qualche modo metabolizzato il precedente, un altro momento di grande crisi, un altro momento in cui nuovamente anche nella nostra regione, anche nel nord-est, si contano i posti di lavoro che crollano sostanzialmente, quindi molti disoccupati. Naturalmente, per fare il punto della situazione, abbiamo interpellato Veneto Lavoro, agenzia della Regione del Veneto. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, ben arrivato qui con noi, anche se collegato dalla sua sede veneziana, se non erro. Veneziana, mestre. Mestre. Buongiorno a tutti. Bene, ben arrivato. Buonasera, allora, direttore. Lo commentavo prima, noi ci sentiamo sempre nei momenti non felici, chissà perché, però venivamo tutto sommato da un periodo che prima del lockdown era un buon periodo per il Veneto, no? Vero? Decisamente era un ottimo periodo, infatti gli elementi fondamentali del mercato del lavoro per la Regione Veneto fino al 2019 erano decisamente importanti. Se voi vedete questa tabella che descrive sostanzialmente a partire dai dati Istat dal 2008 al 2019 in particolare le persone in cerca di lavoro, quindi disoccupati, avevamo 131.000 disoccupati a fine 19 e 85.000 inattivi, cioè sostanzialmente gli scoraggiati. Ecco, pensate che nel 2018 erano 169.000, nel 2017 erano 156.000, ecco i 131 si avvicinano al 2009-2010, quindi una situazione da 2009-2010, quindi una situazione ancora in cui la crisi non si era così rappresentata come poi è accaduto. Ecco, però viene da pensare, siccome non sono stati bloccati i licenziamenti, c'è stata messa cassa integrazione che è stata prorogata, è stato tutto in qualche modo congelato, a detta insomma del governo centrale. Cosa è successo? Come mai questi numeri così impressionanti di persone che hanno perso anche il posto di lavoro? Perso perché? Quindi di quali contratti stiamo parlando? E poi entriamo poi anche nello specifico delle varie tipologie aziendali, se ce l'avete lo spaccato. Sì, abbiamo molte cose. Allora, adesso vi faccio vedere una tabella che è riportata nel report che noi facciamo quindicinalmente proprio per far vedere che cosa sta succedendo al mercato del lavoro in una situazione Covid, e facciamo i confronti tra il 2019 e il 2020. Qui stiamo analizzando i contratti e quindi le assunzioni, le cessazioni, le trasformazioni per il tempo indeterminato, l'apprendistato, il tempo determinato. E se facciamo proprio il più semplice confronto, vediamo cosa è successo nel 2019 e nel 2020, vediamo che dal 1° gennaio al 31 maggio del 2019 avevamo un saldo positivo di 80.060 posti di lavoro, contratti, ok? 80.000. Dal 1° gennaio al 31 maggio del 2020 ne abbiamo 14.000. Quindi abbiamo perso 65.000 contratti di lavoro nel frattempo, facendo il confronto tra 2019 e 2020. E così possiamo vedere anche dove li abbiamo persi. Li abbiamo persi principalmente nei contratti a tempo determinato. Infatti vedete, nei contratti a tempo determinato, torniamo un po' su, eccoci. Dal 1° gennaio al 31 maggio avevamo più 41.000 posizioni a tempo determinato e nel 2020 ne abbiamo persi 5.000. Questa è la prima evidenza. Abbiamo perso 65.000
posti, diciamo, contratti di lavoro, e ne abbiamo persi più o meno 5.000 alla settimana come dinamica. Quindi abbiamo perso moltissimo, moltissimo. D'altra parte si è fermata l'economia. Assolutamente. Questi contratti che siamo stati persi sono quindi tutti a tempo determinato, collaborazioni, che tipo di contrattualistica? Allora, qui vediamo che andando a vedere nel dettaglio, nel grafico 3, che è utile proprio per avere un'idea, ecco, qui in modo plastico si vede chi è intervenuto, chi ha perso di più. Allora, in azzurrino vedete l'apprendistato. Anche l'apprendistato ha avuto un calo importante, chiaramente di dimensione inferiore rispetto agli altri. Il tempo indeterminato si è attestato sotto le 10.000 unità. Il tempo determinato, cioè la scadenza del contratto di lavoro, quindi i contratti che hanno una scadenza e quindi hanno un tempo di termine, sono quelli che hanno patito di più. Vedete quest'area verde dice di quanto siamo crollati complessivamente, più di 65.000 contratti, solo il tempo determinato diciamo almeno 50.000. Questo è accaduto dal punto di vista contrattuale. Quindi la ripresa, la riapertura che c'è stata progressivamente non ha salvato posizioni lavorative, siamo ancora a una ripresa sottotono delle attività? Allora, diciamo che la ripresa si intravede una ripresa proprio dei timidi segnali di ripresa. Infatti nell'ultimo periodo si intravede. Se voi vedete in questa tabella indichiamo il peso delle province e vedete che chi ha perso maggiormente è stata la provincia di Venezia e la provincia di Verona. Potete vedere dal 23 febbraio al 3 di maggio, dal 4 di maggio al 17, dal 18 al 31. La provincia di Venezia è quella che segna i saldi negativi maggiori. Più forti. E questo perché? Perché c'è dentro il turismo e in parte l'agricoltura. Verona e Venezia in testa, poi Verona, sono le province che hanno perso di più. Se poi andiamo a vedere invece un po' più avanti, vediamo il dato eccolo qua, dei settori, andiamo a vedere i settori, ecco qui potete vedere che chi ha perso tantissimo sono i servizi turistici, che stanno riprendendo dal 4 maggio al 31 maggio, questo piccolo segnalino positivo, come le costruzioni stanno riprendendo, però dal 22 febbraio al 3 maggio abbiamo avuto una riduzione importante sul turismo. I primi segnali che vedete in azzurrino sono sui servizi di pulizia, vigilanza, attività professionali. Il turistico sta cominciando a riprendere come le costruzioni e l'agricoltura, beh, qui è invertito il colore, che ha comunque dato segnali. Ecco, tenete conto che noi settimanalmente monitoriamo il mercato del lavoro e cominciamo a vedere i primi segnali timidi di ripresa e quindi sono decisamente questi i segnali più importanti che noi rileviamo in questo momento. Ecco, lei poi parla di una ripresa. Lei poi parla di una ripresa che poi vuol dire che è significativa, perché se per voi la ripresa è posti di lavoro, per arrivare a maturare l'esigenza di rinnovare un contratto, di prendere una nuova figura professionale, vuol dire che ho una certa marginalità, ma anche una vision più di lungo periodo, giusto? Certo, infatti quello che sta succedendo in questo momento è che appunto ci sono alcuni settori che stanno pian piano riprendendo e riprendono nonostante, o meglio, riprendono perché non sono fermi e quindi non sono in cassa integrazione, quindi stanno cominciando a
a macinare. Il problema che noi dobbiamo verificare è cosa succederà quando finirà il divieto di licenziamento. Infatti volevo chiederle proprio questo. Questo è il primo punto, tant'è che noi misurando settimanalmente andremo appunto a verificare che cosa succederà nel momento in cui si ritorna in azienda, un'azienda magari che era in cassa integrazione, e l'azienda continua oppure ha difficoltà a continuare. Per questo motivo credo il governo stia puntando ad allungare il più possibile ammortizzatori e divieto. Il punto è che prima o poi bisogna chiudere questa partita. Quindi, magari però con un momento di ripresa, così si limitano il più possibile i danni, forse. È anche questo un po' il discorso. Diciamo che sì, succederà questo. Ecco qui, ecco. Poi se voi vedete poi in questa tabella, vedete invece le posizioni sul lavoro intermittente, le collaborazioni e i tirocini. Anche i tirocini sono crollati, le esperienze di lavoro. Ma perché non si può entrare in azienda? Perché sostanzialmente era difficile fare tirocini, continuare i tirocini nel momento in cui l'azienda era sospesa, quindi sì, mancava proprio la figura del tutor e quindi era impossibile pensare a una cosa come questa. Le collaborazioni, anche queste avevamo 2400, un saldo di 2400 collaborazioni, quindi l'avvio di più di 4500 collaborazioni, e poi man mano che siamo andati avanti le abbiamo pian piano spente. Il lavoro intermittente, anche questo, che è il lavoro in particolare dello spettacolo, ha avuto un crollo importante, cioè abbiamo avuto più di 7000 contratti che si sono fermati. E quindi capite bene che soprattutto un certo tipo di istituto, come appunto il lavoro intermittente, che era molto legato proprio o al commercio o allo spettacolo, è stato di fatto, con l'intrattenimento, si è bloccato. Il lavoro e non dà segnali di ripresa in questo momento. Aspettiamo adesso che le discoteche si aprono, i cinema si apra l'economia dell'intrattenimento, ma avrà sicuramente tempi e modalità lente, perché comunque i posti a sedere non saranno gli stessi. Assolutamente, ma poi anche lo stesso fatto delle discoteche all'aperto, quando sappiamo che insomma è difficile realizzarle se non sono già previste in certe località. Infatti gli addetti al settore un po' sono alquanto dubitabondi su questa possibilità. L'età, c'è un'età che è più colpita di altre? Ci sono categorie anche con titolo di studio, senza titolo di studio? È una cosa che non guarda in faccia nessuno? Allora, dal punto di vista dell'età, sicuramente i giovani sono stati più colpiti rispetto che agli adulti, le donne rispetto ai maschi. Addirittura. E dal punto di vista delle qualifiche siamo sempre lì, nel senso che qualifiche basse e qualifiche alte era un elemento caratterizzante il mercato del lavoro e ha preso dentro sia le qualifiche basse che le qualifiche alte relativamente ai settori etero, quindi sono i settori che si sono spenti, di conseguenza sia nella qualifica bassa che nella qualifica alta si sono spenti. Infatti è sui settori che vediamo pian piano il recupero, come stiamo anche vedendo nel turismo, nel commercio, un timido recupero. Tant'è che il complessivo saldo dal 1° gennaio al 31 maggio è comunque oggi positivo rispetto a alcune settimane fa. Certamente è imparagonabile rispetto al saldo del 2019. Ecco, quindi ci sono margini, lei dice recupero un po' di qua, un po' di là, per quanto riguarda l'interinale, ci sono margini interessanti? Allora, sull'interinale secondo me c'è un segnale interessante, perché l'interinale rappresenta sempre una spia. Noi utilizziamo l'interinale come indicatore di come va il mercato del lavoro. È per quello che gliel'ho chiesto, perché è sempre un po' alcuni momenti esatto. Infatti, vedete, facciamo il confronto 2019-2020.
Il gennaio ha avuto nel 2019 14.000 assunzioni, nel 2020 13.000, quindi siamo più o meno lì. Febbraio uguale, fino dal 23 in poi le assunzioni erano 2.000 nel 2019, quasi 2.000. Come vedete, marzo, aprile e maggio siamo passati da 11.000 a 6.000, da 11.000 a 2.007, da 12.000 a 2.000. Quindi abbiamo avuto meno di un terzo, 25%. Quindi abbiamo avuto un calo importante al pari di tutti gli altri contratti, quindi tempo determinato, e quindi abbiamo di fatto un ritardo importante rispetto all'anno precedente. La somministrazione sicuramente ha ceduto molto. Chi invece non ha ceduto, ed è interessante, è il lavoro domestico, che è stato l'unico contratto che è cresciuto di poco, ma è cresciuto di 1.000 rispetto vediamo questo, dal febbraio a maggio avevamo un saldo di 266 nel 2019, nel 2020 di 1.000. Quindi vuol dire che nel lavoro domestico, quindi le badanti, il lavoro di casa, c'è stata una sorta di pulizia contrattuale proprio per consentire a chi operava nelle case o in assistenza domestica o badante o quant'altro, di potersi muovere liberamente con una certificazione, con un contratto. Quindi questo è stato il caso della crescita. Ecco perché. Non tantissimo, ma insomma, abbiamo avuto più di 1.000 contratti. Sì, no, ma infatti è significativo anche perché in genere sembrava che fossero le più colpite le lavoratrici domestiche, perché comunque, vista la situazione, alcuni dovevano anche rientrare a casa, eccetera, invece questo fa capire che non era un segnale univoco, insomma, tutto sommato. È andata così, infatti, è andata così. C'è qualche altro segnale che lei ravvede un po' particolare? Allora, l'altro segnale che io rilevo è sul fronte della disoccupazione. Noi non abbiamo ancora dati di prima mano in questa situazione dati della rilevazione dell'Istat, nel senso che abbiamo i 400.000 che sono passati dalla disoccupazione allo scoraggiamento, e quindi si può fare un ragionamento di circa l'8% che riguarda il Veneto, 8-10%. Quindi potrebbero essere 40.000 quelli che sono passati dalla disoccupazione allo scoraggiamento. Il dato che a noi preoccupa, che a me preoccupa, è il dato che sono circa 120.000 i contratti a tempo determinato che scadono a giugno, 30 giugno. 120.000. E quindi se solamente metà di questi contratti non viene prorogato, quindi non va avanti, rischiamo di avere 60.000 persone in NASPI, quindi disoccupati. Caspita. Questo è il dato che io avverto con maggiore pericolosità. Infatti siamo in attesa, appunto da una parte che i settori si muovano e quindi consentano anche a chi ha scadenza contrattuale a tempo determinato di poter avere una proroga in questo momento. Dall'altra appunto stiamo attendendo allargamenti in termini di regole contrattuali da parte del governo, in modo tale che si possa prorogare con maggior facilità o rinnovare con maggior facilità. Questo è il dato che mi preoccupa di più, 120.000 che scadono a giugno. 120.000 in quali comparti in modo particolare? Trasversali? Sì. Quindi non c'è... Chiaramente nella parte che riguarda il terziario sono comunque importanti, sono gli stagionali. Noi abbiamo circa 35.000 stagionali ogni anno che si muovono, quindi questi sono stati bloccati. Sì, infatti, assolutamente. Quello è il problema principale. E non è che hanno potuto ripartire a Pasqua, non hanno potuto ripartire a Pentecoste. Certo. Adesso con la ripresa pian piano timida cominciamo a vedere dei segnali, però è difficile che recupereremo tutto.
Certo, no, infatti. Bene, adesso torniamo su quell'argomento, devo interromperla un attimo perché c'è la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di pubblicità, tra poco siamo con voi. Bene.